con la votazione di ieri si chiude una fase che sarà destinata a creare in Veneto un quadro molto molto complicato tra le forze di centrodestra, e noi come Partito Democratico ci candidiamo ad essere protagonisti di questa nuova fase. Per il senatore Martella la bocciatura in aula a Palazzo Madama dell'emendamento della Lega che il PD aveva battezzato Salva Zaia mette la parola fine ad una vicenda che un mese fa aveva visto un primo no da parte della Commissione Affari Costituzionali. Il risultato è che la Lega è stata isolata, che la maggioranza si è divisa anche su questo punto, come su tante altre questioni che sono sotto gli occhi di tutti. Nell'emendamento anche la proposta poi ritirata dell'eliminazione dei ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti per i sindaci che al primo turno superavano il 40% dei voti. Penso che sia una cosa giusta, perché il nostro sistema istituzionale, la nostra democrazia ha bisogno di regole certe che non possono essere cambiate in corsa. Quanto accaduto in Senato per Martella è un chiaro segnale politico di un'alleanza tra Fratelli d'Italia e Lega che si tiene, dice il segretario regionale Dem, con un collante che è il potere, ma le divisioni sono sempre più grandi. Basta vedere cosa sta succedendo nella nostra regione. Basta vedere il dibattito che c'è su grandi temi, c'è uno scontro di potere sul futuro. Chi si candiderà ad essere presidente della regione? Sarà uno di Fratelli d'Italia? La Lega lo rivendica per sé. Questo determinerà uno scontro. In Veneto si chiude una stagione politica durata 30 anni tra Galan e Zaia, e che se ne può aprire un'altra.